Finalmente, amore, brindiamo al nostro primo anniversario, Alla nostra felicità, ai nostri sentimenti, al nostro futuro, amore. alla nostra vita insieme. A noi. Ricordo la prima volta che sei entrata nel mio ufficio per reclamare quel benedetto rimborso. Dopo quasi un'ora sei uscita soddisfatta e rimborsata. Non è che ci è voluto molto a convincerti. Mi hai sedotto e non mi hai più abbandonato. E sai, molte volte gli incarichi di prestigio procurano un effetto particolare. E in quell'ufficio è stato amore a prima vista. E a casa mia invece amore e basta. Non avrei mai immaginato di innamorarmi di un uomo bello e ricco come te. Ma non dirmi che mi ami solo per i soldi. Che c'entra? Quelli ci sono e ce li spendiamo. Anche perché è bello spenderli insieme a te. Non mi fai mancare niente, amore. Te lo meriti, hai dato ritmo e vigore alla mia vita. Questo è anche merito di mia sorella Serena. Sicuramente anche lei ci ha fatto conoscere la vita mondana e i divertimenti. Lei, sai, è sempre stata così, libera e spregiudicata. Non si è mai creata il problema di trovare l'uomo della sua vita. Non come te, che invece vuoi affrontare questo viaggio insieme a me. Peccato però che sono arrivata dopo tua moglie. Ma a proposito, lei non sospetta ancora nulla di noi? Ma che dici? Stai tranquilla. A mia moglie la rendo felice, le faccio trascorrere i weekend da sua mamma, come adesso. Che uomo fortunato che sei! Una moglie fuori dalle scatole 2 giorni a settimana. Ed un amante single tutta per me, che mi consola di questa terribile assenza. Brindiamo a noi. Ai nostri 2 giorni insieme. Alla nostra salute. A noi. Come non detto. E adesso chi sarà? E se tua moglie io No, dove mi no, nascondo? no, non penso. Mi nascondo in camera da letto? No, va lì per cambiarsi. Giusto, giusto. E allora mi nascondo nello sgabuzzino. No, lì si toglie le scarpe. Già, vero, vero. E allora in cucina? Arrivo! No, cara lì, va a prendere le pillole per andare a dormire. E io dove mi nascondo? È rimasto il bagno. Già, ma se lì dove vanno prima tutti quando rientrano in casa, non è possibile. Tranquilla, amore, che ora ci penso io. Dove Così non entra nessuno. Che stai facendo? Ecco fatto, vai in bagno, vieni. In bagno? Sì, perfetto. Guasto. Dai, fammi Arrivo! entrare. Così non entra nessuno. Papà, ma che sei venuto a fare? E ci vuole tanto per rapere una porta, che hai fatto nascondere l'amante. Ma quale amante che ti viene in testa? Ma che è successo? Mi stancaio di stare solo e sono venuto a abitare a casa tua fino a quando non mi marito di nuovo. Ma che ti viene in testa? Ti vuoi maritare? Quella mamma appena morta di 2 mesi tu pensi a maritare Tarriere? E non so sai tu mesi per stare solo, senza di idda pare che avevi 100 anni che non hai 200. Papà, si fa una cosa di chissà, disonori l'onore della mamma. Ma tu lo capisci che hai bisogno di una donna che mi sta vicino, una donna che mi vuole bene come mi voleva bene tua madre, che mi rispetta come mi rispettava tua madre, che mi cucina come mi cucinava tua madre. Praticamente vuoi una femmina tale quale la mamma. Se è più bella e meglio ancora. Ma che va pensando? Io sai che penso a questa decisione. Capace dello stesso giorno che la mamma è morta. Che c'entra? Di dopo il funerale. Rimasto solo, mi fece un sacco di domande. Come a fare ora per lavarmi le robe? Come va a cosere le pantalone? Come va a stirare le cammese? E così ogni giorno che ha passato hai pensato di maritarmi a rire. E tu così all'improvviso vieni qua e mi dici che vuoi venire a vivere a casa mia. Che fa non mi vuoi? Ma che c'entra, papà? Non è che non ti voglio, non è più mia, poi c'è anche Mary da avvisare. Ma tua moglie capirà la mia necessità. Ma dimmi una cosa, cosa ci porta a qua? Avevo domandato alla mia vicina di casa e Cettina se mi accompagnava. Invece aveva la macchina rotta e chiamai un taxi. E tu, così, senza chiedere se è possibile o no, ti presenti qua a casa mia. E allora non mi vuoi? Ma chi c'entra, papà? Te lo disse, non è più mia. E c'è anche mia moglie Mary da avvisare. E poi io e mia moglie abbiamo i nostri impegni. Ma le potete rispettare lo stesso i vostri impegni. Guarda, continuate a fare quello che state facendo. Io non vi disturberò. A me interessa che non resto solo. No, papà, non può essere. Io chiamo Arielo Taxi e ti faccio accompagnare a casa tua. Ormai questa è casa mia. Io non ci torno più in da solo. Ho troppi allora... ricordi di tua madre che mi fanno stare male.
E allora facciamo così. Per stasera va a casa tua, domani che viene Mary, con calma ne parliamo. Mi dispiace, io non ci torno già a casa. Non voglio stare solo. Ma papà, io oggi ho impegni. Allora mi vuoi mandare per forza. Tanto a soffrire sono solo io. Ma Tu sei in buona compagnia. Anzi, io pure fino a che già ti riserva. Ma che dici papà? Io caio solo a altri impegni. Ah, quindi hai altri impegni? Un po'. E per un po' mi vuoi mandare via. Veramente è un lungo po'. Senti, per me può essere anche un lungo tevere. Io da qua non me ne vai. Tu continui a fare quello che stai facendo. Io mi metto da parte e te taleo, senza fiatare. Non può essere papà. Perché? Perché per fare che gioca a fare è essere solo. Ah, non devo fare vedere. Che fa? La posso conoscere, questa signorina? Papà, Cainda non c'è nessuna signorina, io ho Mary e basta. Ah, si chiama Basta. Papà, Cainda non c'è nessuna amichetta, io sono fedele a mia moglie. Vabbè, come dici tu, che faccio pozzere in bagno a fare la pepe. No! Non lo vedi che c'è scritto? Guasto! Vede che anche se non sogno allacciato come a te, io saccio leggere. Quindi capisce con ci può dire. Si è rotto stamattina e domani lo faccio aggiustare. E tu non hai a fare la pepe tutto lo giorno. All'occorrenza vendono ma vicino. E allora domanda c'è per mia. No, è uscito poco fa, non niente. Ma mia mi scappa. E tu trattienila e falla a casa tua. Non ci arrivo. E tu provaci. Ma me la faccio addosso, lo sai che appena nuovo vicciariette è difficile resistere. Quando te viene, te viene. E allora falla in cucina. In cucina. In cucina, ti pigli una sedia e la fanno lo lavello. Ma tu sei pazzo, io vado in bagno. No, papà, suonare lo campanello, varape. O campanello. Ma io non sentivo niente. Papà, suonare lo campanello, varape, che io aggiusto lo divano. Che fa, lo rompeste? Papà, lo devo solo sistemare, varape, per favore. E va bene. Amore, vieni, vai in cucina subito. C'è papà, vai in cucina. Nasconditi qua. Bravissimo. Te lo disse che non sono anuggio. Papà, io vi ho capito che era lo campanello. Comunque, se chiede a fare la pepì, vacci. E dove? In cucina? In cucina? Ma perché la pepì si fa in cucina? In bagno. Ma si è guasto. E un po' di pepì tua la sopporterà. Che fa? La faciste escere dallo bagno? Ecco, Alla tua amichetta. papà, Cainda non c'è nessuna amichetta. Vabbè, lo sa che mi passa lo stimolo della pepe, però... Meno male. Mi venne sete. No, acqua non ne abbiamo più. Ma hai sete? Vive pure qua, li tengo per l'emergenza per quando riesco senza acqua, vive pure. Ma che sto spumante? Io non ne avevo di ste fetenze. Che stavo festeggiando. Ma chi stavamo festeggiando, niente papà. Te lo disse, li tengo proprio qua, picco come tia, passa e gli avesiti. Senti, io non ne avevo di ste fetenze. Io voglio un bicchiere d'acqua. È finita. E che la faceste spostare? In cucina? Ecco, Sempre alla tua amichetta. papà ti disse che a Cainda non c'è nessuna amichetta. E allora è un amante. No, va bene, un gradare, è un'amichetta. Ma voglio dire una cosa, la feci venire a casa mia. Marco, vedi che anche se sogno picciareggio non sono ringretenito. Sono un uomo e certe cose le capisco. Ok, papà, là dentro c'è una donna, una mia amica. Io la faccio nascere, ma tu non fare domande, va bene? Va bene. Va bene? Te disse va bene. Stefania, vieni. Ti presento mio padre, il signor Benito. Piacere, avevo sete e stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Allora c'è l'acqua in questa casa. E c'era l'ultimo bicchiere e se lo pippa la signorina. Tranquillo, tranquillo che mi è passata pure la sete. Bella però. Mi piace. Papà, smettila. Te lo disse che cerco mogliere. Sì, me lo diciste, ma la signorina non fa pettia. E per te invece sì? Tu pensa pettia. Appunto, per questo stavo ammirando la signorina, che mi pare una bella carusa. Stefania, scusalo, si è messo in testa di risposarsi. Ah, fa bene, signor Benito. Ma che dici? La mamma è da appena 2 mesi che è morta. Ah,
E allora? E allora cosa? Quella poverina ancora nella bara avrà il sangue caldo. Veramente che non la via manco quando era viva. E tu con la mamma morta di 2 mesi pensa a cercare te moglie. E l'importante è che tu con tua moglie era ancora viva, però già te la cercasti. Papà, ti ho detto che la signorina qui presente è una mia amica. Meglio, a questo visto che la conosci, sa che mi stai mentendo, no? Ti prego, papà, ritorna a casa tua e domani con calma ne parliamo. No, mi dispiace. Il resto qua, sino a quando non mi marito. Papà, ma ti dissi, dammelo tempo fino a domani, tempo che ne parlo con mia moglie, è giusto che anche lei lo sappia. Chiamala. Non c'è né somate. Me lo immaginaio. Ma frate Peppe, la sape questa novità? Se ci telefonavi stamattina e ce lo desse. E che ti disse? Non muore. Ha visto che la pensa come mia? Sì, ma mi disse che se mi scandava stare solo poteva venire a abitare qua in casa tua. E perché non ti metti a casa sua? Ma che c'entra tu alla casa Ranni, che tu alla casa Nica e non mi può aspettare. E poi non gli aveva manco pane per mangiare e avesse a badare a mia. Vedi che tuo frate per vergogna non ti domanda mai niente. Sogno io che ci sogno qualche sordo per poter mangiare. E allora papà facciamo così, per stasera ritorna a casa tua e domani con calma ne parlo con mia moglie e mia frate Peppi e tutte e 3 assieme prenderemo la decisione adeguata per il tuo trasferimento. No, invece io vado nell'altra stanza e aspetto. Voi continuate pure Continuare a fare cosa? a fare quello che stavate facendo, no? Papà, non stavamo facendo niente, io e la signorina parlavamo solamente. E allora mi a rassegnare che hai un veglio cretino. Stefania, scusami, perdonami, mi sa che abbiamo sbagliato un momento. Ma io pensavo di venire a trascorrere una giornata solo con te, e invece mi venne a rompere le uova nel paniere. Io e tua moglie Mary. Ciao Mary. Grazie, grazie, ora ci penso io con papà. Oh, cara Mary, guarda chi è venuto a trovarci. Papà. Ma a quanto vedo non solo lui. Ma la signorina chi è? La tua amante? Ma quale amante? È la badante di papà. È straniera e non parla. La mia badante è italiana. Ah, italiana là. Solitamente sono tutti stranieri, ma siccome non ha detto manco una parola. Io l'ho voluta italiana perché ne capimmo meglio, vero? Cosa fanno qui a casa nostra? Cosa fanno? A papà è venuta una forte tachicardia e per paura di rimanere solo è venuto qui da noi. Ma se aveva la badante, perché doveva avere paura? Già, è perché la badante non fa servizio di notte. Caro, sono le 10 del mattino. Ah, vero. Ma stanotte la notte arriverà. Ma da quando tuo papà ha la badante? Da circa... Ma di quando è che ha la badante? Da oggi. E la veniste a sbagliare a casa mia? Francamente non me l'aspettava manco io. Probabilmente, cara, come l'avrà vista, gli è salita una forte tachicardia e per paura di rimanere solo è venuto qui da noi. Volevo vedere se faceva lo stesso affetto a te, no? L'effetto ci fu, ma non me lo feci vedere alla signorina, me lo facessi vedere tu. Eh sì, una sorpresa sgradita. Ma chi c'entra, papà? È che venisse così all'improvviso e mi hai fatto preoccupare. Certo, temese una fornucia in più. Ma tu adesso, Benito, come ti senti? Se devo essere sincero, con cuore vicino mi sento molto meglio, grazie. E che vuol dire? Che vuoi rimanere qui a casa nostra? E vabbè, amore, casomai per stanotte rimane qui da noi, così congediamo la badante. No, la badante la pagai anticipatamente e resta con me. Io ti do le sorte dello tacchi, se la lassira la carusa. E se poi si sente male, chi è che lo deve assistere? È giusto. Ma tu, cara, come mai questo anticipo? Ho sbagliato giorno per andare da mia mamma. Ho dimenticato che questo è il weekend che trascorre con i suoi amici. E sono tornata. Mi sa che l'unico che in certa giornata sogno proprio io. Ah, se ma essere sinceri, mi sa che l'unico che sbaglio giornata fosti proprio tu. Petia. Comunque, cara, meno male che sei arrivata a casa, così possiamo parlare della nuova situazione di papà. Ascolta, caro, gli facciamo fare una visita dal cardiologo, così ci togliamo ogni pensiero. No, papà ha un altro problema di cuore. Si è messo in testa di risposarsi e vuole venire a vivere qui a casa nostra finché non trova la donna ideale. Ti vuoi sposare? Ma così all'improvviso? No, veramente ve lo stai dicendo prima. Per questo stavate facendo il brindisi. No, quelli servono per copassa gli avesete se le veve. Ma
Ma dimmi un po', con chi ti sposi? E ancora non l'ha trovato. E perché non si sposa con la badante? Ormai fanno tutti così. Magari. No, no. Perché no? È perché, con tutto rispetto per la signorina, papà non può sposare la badante. E io però non ho intenzione di sposarmi con nessuno. Brava! Ma a te che te ne frega? Ma cara, le badanti sono come le missionarie. Aiutano gli altri e non si sposano con nessuno. Veramente le missionarie aiutano gli altri e si sposano con Dio. Io non sono una missionaria e decido io chi aiutare. E allora decidete per mia che io 300.000 euro a disposizione per come marita e 50.000 per lo senzale che mi fa maritare. Certo che ti aiuto io, ma certo caro Benito che ti aiuto io. Anzi, facciamo una cosa. Ti sposo direttamente. No, tu non puoi sposare lo papà. Papà, per sta sanzalia ci penso io, ma ti trovo un'altra femmina, no chissà, un'altra. Ma perché non la signorina se è stata lei stessa a proporsi? Ma te l'ho detto, amore, la signorina deve aiutare gli altri. Ma che significa? Che significa? Significa che le badanti devono fare le badanti e le badanti devono badare al proprio assistito. Se ogni badante sposa il proprio assistito, gli altri assistiti dove troverebbero le badanti per farsi badare? Ma qual è il problema, caro? L'importante è che noi risolviamo quello di tuo papà. No, non bisogna essere egoisti, bisogna pensare anche agli altri. Così facendo, quando ne avrò bisogno io, non ci sarà più nessuna badante libera. E intanto non hai bisogno io e pensa per mia, quando tocca a te poi si vede. Ma la signorina non ce l'ha un'amica, una cugina, che so, una sorella da far conoscere a papà? Ah già, io ho una sorella che non fa la badante e quindi si può sposare. Benissimo, e come si chiama? Serena. Perfetto, la chiami Serena. subito e le dica di venire in via dei Platani numero 8. Va bene, lo faccio subito. Si assomiglia a Ida, allora ne potremmo parlare. Tranquillo papà, che anche la sorella è una bella carusa. Ma perché la conosci? Io no. E allora? Ma se ha preso dalla sorella, penso che abbia lo stesso DNA. Sarà una bella donna. Speriamo. Ma papà, dimmi una cosa. A te, a tutte queste sordi, cosa le detti? Le sacrifici che mi fece fare tua madre, mai mezza giornata di vacanza. Le robe sapevano accattare solo quando che capivano o ne potevano ciò. La carne faceva male e lo pesce costava assai. Lo menù della casa che si poteva scegliere tutte le giorni era tra ova, sarde, oleve, patate e cipolle. Avevamo a cucciare grana per quando eravamo vecchi e per un nostro funerale. Vecchi, ci addiventiamo. E ancora accucciavamo. Ora Idda morì, era sua parte di grana, ci rispende io per il funerale. Arrestarono solo che mi viene a serve per quando era vecchio. I vecchi ci sogno e me li voglio godere. Ma dimmi una cosa, ma frate Peppe, la sape sta disponibilità economica che ha? Sape solo che mi voglio maritare che io qualche piccolo risparmio messo da parte, cosa ti picca? Perfetto allora, non ci dire niente papà, lo sa come tuo figlio Peppe. Potrebbe rovinarti la sorpresa con la signorina Serena. Mia Poi, sorella? quando tutto sarà fatto, con calma glielo diremo. Mia sorella sarà qui tra non molto. Signorina, però se sua sorella non mi piace, io mi fidanzo con lei. Papà, ti piacerà, tranquillo. Ma come fai ad essere così sicuro, caro? È perché lo papà si è sempre accontentato di poco. E infatti per questo io mi pigliai a tua madre. Buonanima. Mi scusi, signorina, ma sua sorella cosa fa? E la volontaria, bada a chi ne ha bisogno. È meglio così, almeno non mi farà rimpiangere. Scusate, non mi farà piangere a tua madre. Ma i 50.000 euro per la presentazione sono tutti per me, giusto? Certo! Mi scusi, signorina, ma è stato mio marito ad avere l'idea di sua sorella, quindi i soldi spettano a lui. Sì, ma sono stata io a convincere mia sorella. Effettivamente, amore, il lavoro più difficile l'ha fatto la signorina Stefania. Vabbè, allora dividerete la somma. No, la signorina non aveva più bisogno di noi. Ma questa tua generosità? Sa, è un uomo intelligente suo marito. Capisce che gli conviene così. In che senso? Nel senso che, amore, se prendo la somma, la devo dichiarare al fisco e non mi conviene. Che
che significa? Che significa che se papà mi dà quei soldi, devo andare a pagare le tasse sull'eredità. E invece se li prendo io non dico e non dichiaro niente a nessuno. Ma perché lei non fa la dichiarazione al fisco? Eh no, la signorina la dichiarazione la fa tuo marito, che si trova meglio. E che significa? Che significa papà sempre queste battutine? Vuol dire che la signorina prenderà l'intera somma e a me farà una dichiarazione di silenzio assenso. Cioè? Cioè, silenzio perché lei non dirà niente a nessuno dell'accordo che c'è tra me e lei. Assenso perché acconsentirà alla nostra storia. Pardon al nostro accordo. Va bene, dai, vedetevela voi, io vado in bagno. Guasto! Marco, ma da quando abbiamo il bagno guasto? Sì, papà è andato in bagno poco fa ed è finita l'acqua. Veramente l'acqua non c'era in cucina, un bagno era occupato. Ho istruito con precisione. Amore, è caduto il rotolo di carta igienica nel water e per ricordarmi di rimuoverlo ho scritto guasto. Allora non posso andare. Ma certo che ci puoi andare, perché poi Marco arrenesce a fare nascere lo rotolo dello water e lo porta in cucina e dalla cucina porta l'acqua nel bagno. Ora funziona tutto, tranquillamente. Io non ho capito niente. Miglia così. Ma allora posso andare? Certo che puoi andare, amore, prego. Grazie. Papà, io per favore, quando volete la dire di non fare certe battute davanti a Mary? Potrebbe capire tutto. E allora è come la penso io. Sì, papà, io come la pensi tu? Io e la signorina Stefania è da un anno che ci frequentiamo. Mary travaglia sempre, io sogno sempre solo. Tu capisci che hai a fare? Ma certo che te capisci se tu non capisci a mia. Tu mezza giornata solo non ci puoi stare. Io tutta la vita a me ci posso stare. Papà, ora te capisci, ha ragione a cercare te moglie. Tua sorella è volata. Veramente mi sembra strano che sia già lei. Comunque, per evitare equivoci, nasconditi nell'altra stanza. D'accordo. Ah, tu sì! E ecco aspettavo. Mi pareva tua mogliere. Oh, ciao papà. Sono Ciao. venuto a cercare indennità e Cettina, la tua vicina, mi disse che era toccato. Ai, ai. Allora, ti tranquillizzaste, eh? Certo, tuo frate mi mise subito a mio agio. E io lo sapevo che ti devi accogliere subito, bravo mio frate. Ora sei in compagnia e non c'è più bisogno che ti va a cercare un'altra fibra per maritare. No, la decisione del papà mi pare giusta. I due si marita e si fa un'altra vita. Se permetti, io e mia moglie abbiamo la nostra privacy. Invece i due si marita e se ne va a casa sua. Marco, ma che stai dicendo? La mamma non ha manco 2 mesi che morì. 2 mesi per tia. Allo papà ci hanno paruto 100 anni. Bravo, pare che te l'avesse detto io queste parole. Ma lo capisci che se tu sei marita ti sonora la memoria della mamma? Ma che dici? Poi ormai non ci crede a queste cose. Ma non è che maritano mi vi scorda a vostra madre. È solo per avere un po' di compagnia, perché mi scanda stare solo. È giusto. Ha ragione aveva papà, alla sua età si può sentire male, invece con una femmina vicina è tutta un'altra cosa. E punto perché se me ne voglio venire a stare qua in di te? No, questo non può essere. Giusto, a me ci si muove qua, che aveva la compagnia e non si va a cercare un oggio per chiedere a maritare. No, ma tu sei marita e si fa una vita nuova. Ma quale vita nuova sa a fare? Allora vedi che sta morendo. Te, a parte che non stai morendo, e poi anche io ho il diritto di farmi la mia vita. Giusto, e te la fa qua la vita nuova quando non manca niente, la casa è ranne e noi ti vieni a circo ogni tanto. Ah, fa domandare come state, salute. E te sordi. E così ha sempre le tue figlie vicino. E allora lo sai che ti dico, visto che a pensare a tutte cose io, lo papà va a stare qua, tu te ne puoi dire che qua non serve più. No, io me ne vaio. Io se la va a levare in testa questa idea. Io voglio che la mamma poi si revota nella tomba e ne manna tutte le disgrazie del mondo. Ma che faceste un corso di spiritismo che sa tutte queste cose in capo le morte? L'hanno detto sempre l'antichi. Comunque calma papà, ora ci parlo io con mio frate Peppe. Tu nel frattempo vattene nell'altra stanza e va a fare compagnia. Subito! E che c'è che va a correre così? Che c'è che fa? La fotografia di tua madre appezzata allo muro. Ci va ad ogni tua terra. Papà, ti disse solo di parlare e basta, non di dare baci e bacetti. Questi sono momenti di preghiera e non di vasate. Sì, va bene. Marco, vedi come la vuole bene ancora la mamma. Lo papà non si può maritare. Ma che dici, Pe? Ti disse che ormai non ci crede a queste cose. E poi è giusto che si distrae un po', papà. Ma è bella madre, Marco, capisci che si è mangiato, si è alleggiata la famiglia.
Ma mi pare che sta diventando troppo moderno, troppo. Ciao Peppino. Oh la cognata, ciao. E ne vetrate della porta. Eh sì, collegavo l'uscita d'emergenza della scala con lo bagno. Ma che stai dicendo? Sto dicendo, parlavamo di mio padre, amore. E tu a proposito, cosa ne pensi della decisione di tuo papà? No, io non si può maritare, no, assolutamente no. E perché si è pensato a tutto? A tutto. E che pensate? Sì. E intanto di spendere i suoi 50.000 euro. 50.000 euro, una mese. 50.000 euro, caso di dargli di tia, che comunisti si dire che lo papà si voleva maritare. Io ci dissi, ha ragione lo papà. Che c'era una casa a disposizione che costava 50.000 euro e se lo papà mi avesse dato la disponibilità ci avesse fatto fare l'affare. Ma papà aveva 50.000 euro. Ora non lo so, ma casomai l'aiutiamo noi. 50.000 euro! Se avessi 50.000 euro spaccassero lo frate. Hanno che accattare la casa a lui papà. Sei messo proprio male. Malissimo! Tanto se avessi 50.000 euro me levasse una picca del debito. Poi mi accattassi una televisione, un frigorifero, un viaggio. Non è cresciuto mai con me, Basta, ma un viaggio. pare che sta sognando, non sono più. E allora, visto che sì, 50.000 euro di disponibilità non ce lo so, papà, te lo tieni tu e ne leviamo sta fornucia una volta per tutte. Eh no, fatelo sposare così poi lui se ne va a casa sua. No, mio padre non si sposerà mai. No. Ma perché no? E poi privarlo di una sua scelta è come condannarla a morte. Amor tu sì, ma maritata no. Ma tu proprio vuoi che muoio? Papà, che sono prima o poi c'è essere. Ma meglio dopo però, perché prima mi voglio trovare una moglie e ti faccio vedere come sogno io. Perché? Come si sta a fare vedere? A me la tua età, papà, ti resta solo. Ma va a fare, trovo questa moglie che te lo dico io. Anzi, fammelo senz'ale che ci sono 50... 50 calorie, se ci cucina un piatto di pasta senza sale. No, ci sono 50.000 euro. Sì, me lo dessi, 50.000 e euro. io non sogno d'accordo. E allora per come la trovi gratis tu? Ci pensa Marco a sistemarti. Lo saccio, ma che però vuole? 50.000 euro, già ce lo disse, papà. Adesso, c'è bisogno di spendere tutti questi soldi, papà. Infatti, ma fra, ora ci penso io, pensa a tutte così, io tu vatti in India, tranquillo, vai. Sì, ma vedi che deve avere la testa dura, se si fissa nella cosa è capace che se si vuole maritare, si marita per davvero. Tranquillo, non lo faccio maritare con nudo, vatinne. Bravo, ma frate, bravo. Ah, cos'è la cosa? E allora se 50.000 euro dogna la signorina Stefania. Chi è sta signorina Stefania? E che sono se 50.000 euro che ci vuole dare? Ma una domanda alla vota però. La signorina Stefania è la badante dello papà. Solo per oggi. Solo per oggi. Buongiorno 50.000 euro e qua ingagliasse Sofia Loren. Sì, a Brigitte Bardot, lo papà vuole dare questi soldi alla signorina Stefania perché... Ma va a fare maritare. E per accattare della casa è venuto di noi oggi. Quale casa è? E allora niente, io vi ho caputo male. Ah, Beloto, fammi capire. Hai 50.000 euro da dare. Certo, sono per come fa a maritare. Ah, ora lo capisco. Perché tu lo vuoi fare maritare? A così ti ha mocchito tutte le sorde, caro fratello, traditore. Papà, non c'è bisogno che si fanno queste cose alla moccione. Cata circuita femmina per maritare, non ti preoccupare, anzi... C'è una femmina bella, l'hai avuto su Tuccio, proprio adatto a pittia, ma mai affrontata a dirlo. Addirittura! Io se lo fa maritare tu e lo papà non disonori la memoria della mamma. Che giustamente ora capivo le esigenze dello papà e non ci posso dare torto. E con tutte le disgrazie che la mamma ne aveva a mannare, come la metti? Ancora si pensereva a credirlo. Ma che fate? Bocciare lo corso di spiritismo che faceste? No, papà, te che giustamente desse, lo papà ancora aveva una vita davanti e ne può stare sempre a solo. Ancora è caruso. Meno male, non muro ciò. Papà, sta femmina che ti a presentare è fatta apposta per te, ti farà felice. E l'avessi tu pensato prima? Priava per tua madre. Ma dimmi una cosa, papà, se 50.000 euro quando è che me le do? I soldi sono già miei perché mi sono prestata per prima. Fa provare sti chissà che. La prima a proporgli la nuova moglie, no? La signorina Stefania, la badante di papà. E lo vuole fare sposare con la sorella Serena. A quanto pare sono stato l'ultimo a saperlo. Complimenti. Allora per correre tocca la mia.
per l'immediata disponibilità. Sì, e perché sto anche tuo frate al pronunciamento della parolina magica delle sorde, si mette subito a sua completa disposizione. Complimenti, per cui anche tu non mulieto che si maritava. Ma che dici, come non ti si dire che lo papà si voleva maritare e cercava mogliere? Ci dissi io, bene fa lo papà maritare. La signorina Stefania, che era qui e ha capito la discussione, ha proposto la sorella Serena. Lasciamo perdere che è meglio, va. Ora l'importante è che siete tutte d'accordo che mi posso maritare, vero? Certo. A che non morirono come maritava, che ora io ho 2 signorine a disposizione. Le grana fanno miracoli. Ah, perché se lo stavamo prendendo? Ah, sono senza di via. No, queste veramente servono per copasse e chiave sete se le vede. Passano proprio inosservate e de bicchiera. Caro, adesso vedetevela voi, io vado nella mia stanza. Beh, scusami, ma lo papà, con quello vuoi fare maritare? Con Placida, la sura dei moglieri. Manco la conosco. Eh sì, è stato sempre inchiusa in un convento di monache, ma proprio 2 mesi fa si misci. E perché? Ah, perché? Perché mi contava che una volta ci sono spuntato maga e ci diceva maritati, che ti aspetta una vita più felice. Ma non ce lo fecero un nome e cognome con cui sapere a maritare. Pare che sta sua madre aspettava mia per parlare di matrimonio alla figlia monaca. Papà, un segno del destino. Giusto, giusto. Questo se lo sta inventando lei. Oh, bella madre, ti devo contare. E gli mi avesse a maritare con una monaca. È spogliata, papà. Spogliata, allora lo voglio vedere. Io pare che non ho visto mai femmine. Precisamente da 40 anni e 2 mesi, da quando conosci a tua madre. Ma dimmi una cosa, quando ci dico dove è una cognata? Prima che si comincia a bestere, no? Avete con me nuda. La facciamo spogliare qua allora. Va bene, va. E con Serena? E con Serena, come la mettiamo, che sta venendo qua? Che fate se lei se le vedo tutte e 2 e me la sceglio? Dice a tua cognata che viene qua possibilmente e più spogliata possibile. Va bene, va bene. La A libertate che l'aspetto con ansia. Con ansia? Allora papà, ma non è meglio che l'aspetta solo. Ma se tutto figlio di tuo manco, ora a casa e va tenne. Papà, ma la signorina Stefania ci disse chiaramente le tue intenzioni alla sora. E chi da sta venendo qua perché non uscito come zito? Ma che va, lamma accontentare a tuo frate, è giusto che anche io mi fa vedere a sua cognata. Poi vediamo. Ma poi perché ci diceste delle sorde? È per fare le cose giuste con le mie figlie, no? Però mia sorella Serena deve avere la precedenza. E per il bene suo, caro Benito, ma anche di tuo figlio Marco. Vero che ti posso chiamare caro Benito? Tanto tra non molto saremo anche cognati. Ma certo, ora possiamo prenderci tutte le confidenze che vogliamo. Calma papà, che le competenze non te la pigliare qui, da con la sura. Che sei geloso? Io no, ma la sura può essere. Ma senza che mi conosci. Marco lo dice perché è geloso di noi. E che va a essere geloso di suo padre. Per come ti sento parlare veramente tutto è possibile. Vede che io sono una persona seria e certe cose non le faccio. Lo pensavo fino a mezz'ora fa, ora non più. Vabbè, sa che te dico. Mentre che aspettiamo le signorine, fammi vedere la stanza una mai a sistemare in attesa del mio matrimonio. Prego, da questa parte, accomodati. Grazie. Speriamo che questa monaca spogliata non faccia colpo sul Benito. Io cercherò in tutti i modi di dissuaderlo da questo matrimonio impossibile. Lui si deve sposare con mia sorella. Sarebbe un bene per me, ma anche per lei. In questo modo io mi guadagnerò i miei 50.000 euro e lei finalmente potrà farsi una famiglia tutta sua. Certo, non sarà proprio il marito della sua vita, però per 300.000 euro può anche sopportarlo. Desidera? Buongiorno, io sono la cognata. Ma suo cognato è appena andato via adesso. Ah, c'è. Ma lei chi fa? Mi conosce? Certo, ne ho sentito parlare. Di mia cognata, beh? Certo, certo. Ah, che giù mi vuole bene per davvero. Mi va vantando una e chi è. Ogni cosa che fa pensa a mia. Specialmente ora che cominciai a nascere fuori. Deve essere stata dura a rimanere chiusa dentro quelle 4 mura tutto questo tempo. A quello deci, ieri hai stato una monaca di clausura.
figlia a tutti gli effetti. E come mai proprio adesso questa scelta di venirne fuori? E io non ce la facevo più. Ma solo mi va a perdonare, ma io non ce la facevo più a stare rinchiusa in queste 4 mura. Che c'entra sua sorella? Sì, hai capito, io ho fatto questi sacrifici. Io aveva deciso di stare rinchiusa per sempre, visto che lo Signore se la portava. Ma la pena più grande però è quella di suo cognato, Ah, lo saccio, lo saccio. Arrestammo sole tutti e due. Sola lei e solo suo cognato. E fate pure una bella coppia. Ma che sta dicendo, signore? Io che fa me mento con mio cognato? Che male c'è? È un uomo come tutti gli altri. Anzi, già vi conoscete e partite pure avvantaggiati. Signorina, lei va essere spostata. E dove mi metto? Una sicuramente si mente, ma io con mio cognato non mi ci mento. Ma non c'è nulla di strano. Lui è un vedovo, lei una signorina e non fate un torto a nessuno. Sì, e a Masoro che ce lo dice. E se è morta, né la vede e né la sente. No, signorina, lei va essere spostata proprio. Di nuovo. Lei non ha carità cristiana se tu parla così. Ma se gliel'ha detto sua madre stessa che se si fosse sposata avrebbe avuto una vita più felice. Ma madre? Sì. Ma madre è morta. Appunto. E quando foca me lo desse? Mentre lei dormiva. Ah, perché sono olandese. Ma va a scusare, ma a lei sta storia, che ce l'ha detto? Suo cognato. No! Allora se lamentava. Già. E che motivo ne aveva? Senti davvero tu, ma vedi sto babbo, ma vedi che è dietro che ha questa intenzione. Ah, che bello! Ora si imparano che le vedove si maritano a rire. Ah già, sa una cosa? Anche il signor Benito si vuole sposare di nuovo. Sta decidendo già la data delle nozze. Benito, Sì. la data delle Sì. nozze. Ma io la faccio ci spacco. Ma perché Io l'ammazzo. Ma che fa? Vuole fargli il tagliando lei? Sì, io lo voglio proprio ma tagliare signora, a perché pezzi. tutta questa rabbia? Perché? Un yesso Signora, depravato. io- Che sono voi? Ah. Grazie, che facca? Grazia, non è Ma placida. la placida, c'è un cazzata di come è. Te venne a spaccare la testa. E perché, che fece? Che sta facendo? Mi dissero che ti sta maritando. Ma qui è che te lo disse? La signorina. Ma la signorina va a essere spostata. No, ora basta. Io di qua mi siedo e non mi muovo più. Grazie, te prego, la cognata, calmati. Mi scusi, signorina, ma lei non è la cognata di Peppe? A quale Peppe? Io sono la cognata di sto gran facchino, svergognato. Manco 2 mesi che è morta Masura e tu devo maritare a rire. Ma io... Ma tu a restare vedovo per tutta la vita, tu non la può disonorare la memoria di Masuro. Ma io... Ma se t'azzardi a fare una cosa di chissà, giuro che t'ammazzo. Ma io... Ma quale io? Tu ti inchiui intra come feci io e pria Masuro che ti porta qui. A me c'è di pensare all'altro. Ma te va bene lo stesso se l'apri io solo senza dirci di portarmi qui? Sì, basta che non pensi all'altro però. Ma io sono malato, io ho bisogno. Devo ricoverare all'ospedale. Io ho bisogno di una persona che mi sta vicino. Perché? Che stava a tenere la coda. E poi all'ospedale c'è solo l'infermiera. E se si sente male a casa? Signore, è lei che ci fa la ruffiana? No, è la mia badante. Licenziata. Benito, a chi ha bisogno di badante? Tu ti sai badare benissimo da solo. Grazie, ti prego. Lei a Masuro, che è meglio. Ma tu lo capisci che non hai c'è nudo che si occupa di mia. E non ci sono le tue figlie. Ma che ne sono mascolo che fa? Manna a lavare le robe, manna a cucinare. E ci sono le tonore. Sì, che da mia stanno pensando. Perché che fa si schizzolano? E poi tu, con tu femminile, puoi fare lo re. Ah, sì, è perché so anche ciò sai, so. Ma sempre strano, so. Perché? Che c'è su Pirchio? Mia sorella, la sua fidanzata. Signorina, ci dicessi a Sosuro che la sambacia a ma cognato e tu, come a tutti gli altri vedovi seri, a restare solo. E come si spardano 300.000 euro solo? E te lo imparo io.
Pensava tu davvero lo cognato che ti lasciava solo? Veramente mi ce la stasse 2 mesi, come cercato per niente. Sì, ma io tenevo l'olotto per Masuro, non è nesciuto manco un giorno. Ebbene ste proprio voi. Sì, stamattina mi sono seduta e pensai, sapete che faccio povero cognateggio mia, 2 mesi che è solo. A stura va avere una montagna di robe da lavare, una montagna di robe da stirare, capace che lo trovo morto di fame. E invece sogno vivo e con la panzacchina. Ma dimmi una cosa, ma quanto lo disse che mi trovava a Cainda di mio figlio Marco? Cosa c'è Tina, la tua vicina di casa? C'è Tina, Sì. tu sta vicino a tutto il mondo che sogno qua. Ora, tu, caro cognato, non ti preoccupare di niente. Tu, tutto che giocato hai di bisogno, tu lo di a mia, che io te lo faccio. Quindi lo capisci che io ho la necessità di avere a qualcuno vicino. E certo, è che ti paro babba. Non si capisce che un uomo solo non può stare. Allora mi posso maritare. Certo. Oh, finalmente! Ciò tardo ti presento la mazzita. Non c'è bisogno. Non la vuoi conoscere. Non c'è bisogno. Non la vuoi vedere. Non c'è bisogno. Ma non ci sei curioso di sapere chi è? No, perché io già lo saccio. Vero? Sì. E qui è? Ecco, Chi? io. Tu? Lei? No! Io, sì, io, perché che vi faccio schifo io? Il disonore della gente che fine fa? Ma quale gente? Le gente pensano, dice che pensano a loro ma se zettino, che ne sanno se giù povero cognateggio solo, senza di noi cacciabata. E poi che stai? Parlano 4 giorni e poi si zettino. E invece per spardare 300.000 euro ce ne vuole di tempo. Grazie, levatelo dalla testa che 92 non ne potremmo maritare. Ecco, come te le va a spardare le sacrifici di Masuro? Veramente non è stato sacrificio mia. Di travaglio e risparmio forzato che mi fece fare tu suo. E non fece buono Masuro. Lo vedi che ora te le sta trovando. Se Masuro non te l'avesse fatta accucchiare, che avessi tu ora? Niente. Fosse tu solo e morto di fame. Arricco morto di fame, sì, incominciaste. E invece Masuro te le fece accucchiare. Per vederti felice e contento accanto a me. Ah, in questo momento penso che è la morta più felice del mondo. Ah, che bella coppia che facemmo bene. Lo sa che ti dico, mentre le cose sono in gallo, io vai a fare la lista delle metà. Grazie a lascia perdere che noi due non siamo cosa di stare insieme. Senti, no, stai con Masuro, vedi se può stare con me. Appunto, peggio che andare di notte. No, e tu cammina di giorno, così lasciata la vede. Se è perché sto mingio io winter non esce più. No, tu invece a nascere e la dire a tutti che ti sta maritando con mia. Che mi marito di sicuro, ma non con tia. Benito, ricordati che io sogno l'erede di Masuro, o con mia o con Noggio. Ah, beh, ci sono fino alle becchere accato. Benito, facciamo un brindisi alla nostra salute. E non c'è 2 senza 3. E la terza arriva a me. Alla salute. E a così sentì dicendomi davanti alla povera signorina Stefania. Ricordati, io sogno l'erede di Masuro, o con mia o con Noggio. E Stefania cosa ti ha detto? Se mortificasse ne puruid. Quindi ora per maritarmi mi resta altro che scegliere tra mia cognata Grazia, la cognata di mio figlio Peppe e la cognata di mio figlio Marco. Cognata di tuo figlio Marco? Come sei cognata di mio figlio Marco? Tu? Ma con tutte queste cognate mi componneo, volevo vedere che c'era pure la soro dell'amica di mio figlio Marco. Amica?
amica, badante mia, come da dire, mica si suscettibile, che te ci mente pure tu non miento. Forse volevi dire la sorella della tua badante. Appunto, chissà. Ora io solo da scegliere. Ma tu sei proprio convinto a sposarti? A maggior ragione, ora che faccio che le femmine mi vogliono. Io pensavo che la metà non mi aveva a considerare noggio. E invece... E invece i soldi fanno miracoli. Speriamo però che scegli quella giusta. Sei la nuora più comprensibile che c'è. È la moglie più buona del mondo. Ma come spesso succede, le cose buone non sono mai apprezzate. Non è il mio caso. Faccio tosta caiave. Vado io. Ah, tu sei tasi per... Papà, ma cognata sta benino. Quindi- Tempo che si veste. Tua cognata sta benino, quindi Quindi ha un po' deciso di non me ne rispugliata. Papà. Tempo che si veste. Papà, vedi che mia cognata è sempre anche sul necchio monaco, è sempre una femmina di chiesa. Sta attento con queste battute. E se queste condizioni, secondo te, una femmina così va bene per lo papà che aveva sempre la battuta pronta? E stava a controllare la teccia. La femmina di chiesa sa fa sapere di conquistare, ma è lo massimo che si può desiderare. Tu pensa per te. Essere troppo seria alle volte può essere un problema. Viene a mancare la fiducia tra marito e moglie. E per mia, tua cognata non va bene per lo papà. Giusto, a me c'è buona sulla badante. Sicuramente, quando la vedrai mi darai ragione. Vado io. Desidero. Sì, sono io. Marco, questa chi è? Ah, ciao Marco. Ti conosce? E se l'hai detto tu il mio nome l'avrà capito. Sono Serena, la sorella di Stefania, e sono venuta qui a conoscere il mio fidanzato Benito. Ma ancora chi sulla bedere? E perché? Perché il signor Benito, mio padre, è già zitto. Non può essere. Mia sorella mi ha detto che si vuole fidanzare con me. Con precisione si voleva, ora non più. E ecco te lo dissi non più. A tua cognata ancora lo papà la va a conoscere. Sì, ma io vedendo che sta signorina sto camminando, sono convinto che sceglierà mia cognata, non ho dubbi. Fatele vere, questi dubbi, che la signorina mi piace. Hai visto? Oh, caro Benito, amore mio. Calma signorina e non esageri. Ma scusi, lei chi è? Io sono la nuora, la moglie del figlio Marco. Ah, ho capito. E cosa ha capito? Ho capito che lei e Marco siete una bella coppia. Infatti. Come presto lo saremo anche io e il mio Benito. Da oggi trascorreremo tutta la vita insieme, vero caro? Sì, tutta. Già lo rimbambì. Papà, chissà te fa amore. Assai aveva come faceva tumore. Sì, ma vedi che chissà te fa amore per davvero, eh? Sì, ma miglio che mi fa morire però che tu. Ma chissà te porta nella tomba. Sì, è perché questo sogno che ce l'ha portato nella tomba e ci presenta a tomata, a così ci faccio quietare lo senzio per sempre a abbonarmi. Perché? Perché tua madre mi diceva sempre, avere da conoscere è nata femmina lo posto mia per vedere la differenza che ci fosse tra mia e chi stata femmina. Ora la trovai e ce la faccio conoscere. Vediamo che mi dici. Ma che stava a dire, papà, che stava a dire? Ma che fa, si scordano certe cose? Oh, perché sta a finire la memoria della mamma, papà? Ma secondo te che fa, se lo scordà che mi diceva? Io non stai parlando di chissà memoria. Lo saccio, è che la vita mi ha messo in avanti le sue parole e le voglio fare rispettare. Giusto, se vuoi possiamo andarci anche adesso. Ci parlo io con tua moglie. Ma madre manco ti vuole vedere. Che te lo decido, ci a portare a fare conoscere solo la tua cognata. Chissà se che te può vantare di portare il chill. Perché? Che vuol dire di me? E calma tutti e vediamo di ragionare e di prendere una decisione. E che è un'assemblea di condominio? Benito, però non è che ti puoi sbilanciare se prima non conosci pure le altre. Altre. E capite che le cose si moltiplicano subito. E chi sarebbero queste altre, oltre a ma cognata, e sta signorina fatta per forza?
vostra zia. Grazia! E grazia sia! Ma non può essere! Mazza Grazia si vuole maritare con tia. Ma se non si è voluto maritare mai, come mai ora cambia idea? Sono sempre due grana che fanno miracoli. Anche io non volevo che mi maritava per non disonorare la memoria della sua. Come sentite che c'erano grana dell'umienzo, cambia subito idea. Come fai questo uguale d'altronde? Ma io cambia idea perché capivo le tue esigenze. E che di tua? Io mi sono reso conto della tua disperazione. E chi di tua? E comunque l'importante è che cambiaste tutte opinioni. Io invece sono l'unica a non aver cambiato idea. Ho sentito immediatamente la voce del cuore che mi chiamava a te e ho detto subito sì, è lui l'uomo della mia vita. Chi si erano le voci di Ligrana che ti Guarda chiamavano? che io non lo sto facendo per soldi. E allora lascia che Benito i suoi soldi li lasci ai suoi 2 figli. Ma è la moglie che deve gestire il patrimonio della famiglia e siccome io ho già fatto un bellissimo programmino per goderci la vita insieme, io e il mio Benito, i soldi serviranno a noi. E che avessimo a fare? Innanzitutto facciamo una grande cerimonia con almeno 500 invitati. Poi ci facciamo un viaggio di nozze, sai, una mini crociera di 1 mesetto e mezzo in giro per il mondo. E poi ancora facciamo qualche piccolo acquisto per il mio guardaroba, sai, per renderlo idoneo ad una donna sposata. Acquistiamo dei vestiti, delle scarpe, dei gioielli. E basta! No, caro, ho pensato anche a te. Oh, Un meno piccolo male. ritocco anche al tuo di guardaroba. Sai, acquistiamo 2 sciarpe, un paio di guanti, alcune mascherine e tanti fazzoletti. Non ti sforzare assai però, eh? Ma tutto serve per cautelare la tua salute. Ah, meno male, che si dolci gioia mia. Ma scusa, capisci le sciarpe, le guante, le mascherine per la salute, ma le fazzolette a che c'entrano? Per la servere per asciugare le lacrime. Va bene come ti aveva spasciato tutte queste sorte. Uomo di bassa società, i fazzoletti nel taschino di un vestito sono simbolo di signorilità e per tuo padre ci vuole un po' di sciccheria, Demme quella penna sta sciccheria che mi ne accatto 100 kg. ma anche di più, perché ogni volta che usciremo la gente deve vedere che hai sempre un fazzoletto diverso nel taschino del vestito. Però io hai un vestito solo. E quello basta, sono i fazzoletti che devono essere diversi. Papà, vedi chissà, ti va a fare il giro culo de fora. Beh, se ti preoccupi di questo, ai fazzoletti e alle mascherine abbineremo pure le mutande. Ha visto? Doppia sciccheria. Scusa Serena, ma non ti sembra un po' esagerata tutta questa spesa? Effettivamente le mutande non erano previste, ma... Parlavo della spesa a tuo favore. Ma cara, è giusto che papà faccia vedere al proprio fianco una donna bella ed elegante e degna di lui. Oh, che caro che sei! Quella cara veramente sei tu. Oh, finalmente una parolina dolce nei miei confronti. Hai visto, caro Benito, come sono cari e affettuosi i tuoi figli nei miei confronti? Adesso possiamo anche sposarci. Ma che caro che sei, Benito! Avevi preparato persino i bicchieri per il nostro brindisi. Ma vedere quanto prende sanno a fare ancora a se becchera. Brindiamo, Benito, al nostro amore. Veramente servivano per copassa e chiave sete. Manuate, brindiamo lo stesso. Brindiamo. Va, finitela. Mio padre non si sposerà mai. E Finitela le questa cosa. fazzolette come la Te casa. la accatto io, una carriola china. E a brazzetto cucciava a mettere. A Placida, a ma cognata, che senza tutta st'area dei contenenti ti va a fare una bellissima figura. A parte che ti fa sparagnare anche un sacco di soldi. Per favore, eh. basta con sto risparmiare. Mi voglio godere la vita. E ma cognata te la farà godere come ti piace a te. E quando viene poi vi dimmo. Vado io. Ciao zia. Benituzzo mia! Già parlai allo fotografo. Ehi, ciao Nipo, si saluta. Ciao. Ciao. Vi l'ha detti la bella notizia vostro padre? Sì. Ah, lo
lo scherzo del destino vosi, che sia fatta la volontà di vostra madre. Ma madre non voleva lo vostro matrimonio. No, invece, perché tua madre mi diceva sempre, «Ie preia lo signorozzo che si porta prima a Benito e poi a mia, perché io senza di mia è uomo che non sa stare solo, è uomo che aveva bisogno sempre di una femmina vicino, una femmina come mia, come a tia, la sua». Ma siccome lo signorozzo probabilmente è la prima parte dello discorso mangolandese, e si porta prima Idra. E a mia ora mi tocca stare vicino a vostro padre, per come era il volere di vostra madre. E quando minchia parlava a mato la già moglie. Ah, Zagravo, se poteso che vuole, a mio padre non se lo marita. A che fa? Disonore la memoria di Tomà? Ah no zia, lo papà già sta onorando la memoria della mamma. E una femmina vicino già ce l'ave. Sì, ragioni ha. Ecco la donna più vicina a vostro padre. Lei gioca d'inganno. Benito era vicino a me. No, Benito era vicino a me. No, era vicino a me. Ma la volete vedere che mi state facendo sguazzare lo cervello? Ma di tu non spunta sto cagiuliva. Zia, però quello che deve decidere alla fine è Benito. Senti, oggi va a decidere solo che gioca si mangiar sera. Per tutte le altre cose conta solo fare lo volere di vostra madre. Rassegnatevi tutti, perché io stai iendo a prenotare le fiori. Lascia perdere tutte cose se no appassescino. Benito, tu pensa che già a decidere che giocate a mangiare al sera, per tutte le altre cose ci penso io. Che cafona. Ti giuro che non era così, è la prima volta che la vedo in questo stato. Su se grana la cangiano a tutti. Ora con la zia, come a fare? Io Non lo sono faccio. comunque disgustata di queste discussioni, me ne vado di là. Ma non mi dire che ti fa intimidire da una come quella. Poi, ma manco la considero! Mi scordai a dire te che lo parreno sto mese è impegnato e per maritare ne se ne parla aspettare lo mese cacciasi. Niente mi de. Chi è che stai a dire? Io come sogno come nata e te lo faccio sapere. Ma perché? Accetti la sua proposta? No, No, non lo faccio se mi marito. non lo sa se ti marete. Non lo faccio se mi marito. Cauda nata chiesa. Ah, meglio ancora. A così non c'è di bisogno manco che aspettiamo lo mese cacciasi. E se fa una cosa di chissà, io lo matrimonio, manco ci vigno. Niente, più piccasimo e più meglio sta. E manco io ci vigno. All'altro, è meglio così sparagniamo. Io invece vengo e mi siederò vicino il mio Benito. Voglio proprio vedere il prete con chi lo sposerà. Dovrò scegliere tra la mia bellezza ed eleganza contro la bruttezza e la cafonaggine di questa donna. Senti, bella, non t'allargare assai, perché di mia Benito trova la bottichina. Di te invece la botte vacante. E allora all'altare facciamo lo E sorteggio. se esce lei? Stralziamo il biglietto e facciamo lo sorteggio. Sì, papà, ho da scordare che c'è una cognata però. E allora a fare una tombolata, altro che sorteggio. Rassegnatevi, perché che gioca conta è fare la volontà di mia sorella. Ormai tutto è deciso. Zia, non può decidere tu prima pace però. Ma con mia, sarà ancora come se fosse con vostra madre. E appunto perché se io mi voglio pigliare un'altra. Tu mi dici una sbaglia, ma solo che io provvedo a levare di mezzo l'inconveniente. E se è perché su sbagliaio io a pigliare mattosuro, non voglio sbagliare una seconda volta, ma annientare come marito e come uomo. Oh, io ti farò sentire più uomo. Io ti farò assaporare le cose buone della vita. E che fossero queste cose buone della vita. Oh, t'accatto tanto terreno e ti faccio fare un bellissimo orticeggio. E che se sono i sapori della vita. Non ti pare niente assaporare i verduri coltivati di Dio stesso. Che grande soddisfazione. Oh, grandissima. Verdure d'inverno, le broccole, le cacucciole, la cicoria, verdure d'estate, pepe, melenciane, cucuzzetti
e cucummari, verdure tutto l'anno che fa bene alla tua salute. Perché se l'avesse a fare sentire che uomo? Ci vuole qualcosa di sai. Tu fate le cavoli tue che io mi faccio le cavoli mie. Oh, vedi Benito, ieri cavoli me l'aveva scordato. Non ti preoccupare, che te le faccio chiandare le cavoli tue, te le faccio E queste cose me le va a cattare al mercato, che risparmio sorde e salute. E poi, zia, il papà ha travagliato una vita, ora sa va solo a riposare. La sua salute vale chiossato un mazzo di cavole. Giusto. Ora va a pensare solo a divertirsi. Giusto, si piglia un caniglio e quello. Miglior male cazzappare. Bravo, bravo ma nepute Peppe, l'armale me l'aveva scordato. Allora, bene, di sto terreno ci mendemmo un poco di cadrene, un viteggio, un maialetto, un papè. A così ci avemmo l'ova e la carne fresca per la tua salute. Stavo dato lo dico con tutte le scienze. Fate le cazze tue e state moto. E almeno mangi genuino. Io lo saccio che mi accattare per mangiare. E per vivere. Oh, lo vevere, vedi, lo vevere me l'aveva scordato. Allora, di sto terreno ci chiandammo un poco di vegni, arrecambammo la ragina, a così ne facemmo lo veno sano e genuino. Se non ti toppa la mucca, stai a pigliare assaggiate, stai a pigliare. E allora non l'ha caputo, zia. Lo papà ora va a pensare solo a divertirsi e a rilassarsi. Ah, con tutto lo veno che mi a fare sempre ubriaca e canta canzoni scordate. Io sono astemia e non ne avevo veno. Bene, allora non era Masuro che non gniva. Si tocca di queste cose non ne mangi. Mi ci fece a diventare idra così. Benito, stai tranquillo che ci penserò io a risollevarti da tutti i traumi Avanti. subiti. Con me niente orto da coltivare, niente animali da allevare e niente viti da piantare. Il vino lo compreremo già confezionato e delle migliori marche. E poi ci penserò io a farti divertire come piace a te. Senti, io ti disse che tu non ti ci ammescare nelle discorsi della famiglia. Se Masuro sbaglia in qualche cosa, è giusto che lo danno lo riparo io personalmente. Veramente lo danno già lo riparato, signorozzo. Comunque, Benito, io ormai mi pronunciaio con lo parreno e io ma la figura non ne posso fare. Io me ne vaio e poi ti aggiorno per la data. Arrivederci. Papà, a chissà, non te la levi chiude davanti. E non ti preoccupare che ora mi studio qualche cosa per levare mille di rumienza. Sta a studiare, piglia tammo cognata e ne queitammo tutti. Tu dimentichi che ci sono io? Scappo con tutti noi. Almeno qui di tu può ragionare meglio. Troppa grazia, San Caloriozzo. Papà, intendevo dire che con loro due puoi scegliere con più tranquillità. Effettivamente Marco ha ragione. Fate una cosa, parlatene tra di voi. Noi ci vediamo dopo. Io raggiungo Stefania, dov'è? Sì, è nell'altra stanza, qua vai. Prego, vai. Marco, Ah, ora che siamo solo te lo posso dire. Dimmi. Ma lo capisce che hai bisogno di soldi? e quando mai? Oh, se si piglia a ma cognata, io mi piglio la sanzalia. Ci faccio fare qualche cosa per una idea, Sì, ma le granatine sono mede mie. Vabbè, allora, ma contento delle 50.000 euro. Ma se tu si piglia a Serena, non tocca niente a Noggio, né a Tia, che poi non manco bisogno tu, e manca a mia. Però tu a capire che tua cognata ancora non la conosce e quindi non mi posso decidere. E se poi non mi piace, che mi a fare? Per dare le granatine ma consumare per tutta la vita? Papà, tu quando è che a campare? E a me c'hai una vita davanti. E ancora a questo muore cominciaste. Ti disse che per dare le granatine, ma va a piacere tua cognata. E mia cognata ti farà felice, sarà perfetta per te. Non mi vedere. E quando vai intanto io avevo misura che va bene. E ancora io mancava questo annoggio. In effetti è strano sto ritardo, Papà, va per tu. Va rapido, però mi raccomando, quando rape la porta, la bucuzza chiusa. E tu? E poi perché l'avessi a tenere chiusa? Ah, perché ora che la vedi ti si spalanca alla meraviglia. Ora vedi che c'ha, sì. Ma Ora vedere. Non mi vedere che c'è. Prego, si accomodi. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma chi sta nella casa di mio figlio? Non è una chiesa. Benedetto è qualsiasi luogo dove c'è vita. E che vuole dire che in tutte le poste ad una vasa va a fare lo segno della croce? Certo, bisogna ringraziare il Signore per tutto quello che ci dà. A me che brava! Ma come mai tutto sto ritardo, cognata? Prima le preghiere e dopo tutto il resto. Magari stavolta faccio un'eccezione, che saccio, prima veniva a toccare e poi le preghiere. Il tuo futuro marito è ansioso di conoscerti. Al primo posto c'è Dio. Primo comandamento: non avrai altro Dio fuori di me. Ma figlio Peppe, mi dessi che ti spogliasti. Madonnina mia, che discorsi sporchi! Mio cognato molte volte esagera nel suo modo di esprimersi. Appunto siamo. Con la parola spogliata è una parolazza, quando mi stava spogliata vero che fa? Ma va a ammazzare. E quando ti spoglia per davvero te ne vai in un'altra stanza. Tu, Sì, lo facciamo con lo muro dell'umienzo o con lo cetofano. Madonnina mia, che discorsi sporchi! E ora le lavammo. Ma scusa, tu sai perché sei qua? Sì, lo so. E allora questo modo di fare quando ci arrivare a Banedda che spunta? Papà, Ma caro ancora, signor Benito, caro signor Benito, lei deve avere un po' di pazienza con me, capisce? È da soli 2 mesi che non vivo più in convento e mi sento un po' spaesata. Poi stasera mio cognato Peppe ha voluto convincermi a intraprendere questa nuova vita e trattandosi di suo padre ho accettato. Come se mi stessi facendo un'opera di carità. Carità e umanità. Sì, ma soprattutto opera economica. Per amor di Dio questo no. Non mi sposo per soldi. Per me il denaro è sporco e non mi interessa. Vedo tuo cognato Peppe con gendaressa se il denaro è sporco o pulito, che da rugna e basta. Io lo faccio per campare, che ne sa tu avessi che giocai a to. Peppe, 10° comandamento, non desiderare la roba degli altri. Ma anche tu sei capo le grana di mia padre. No, per me saranno solo un'offerta. Comprerò per ogni stanza delle belle statue di santi, poi costruirò una cappelletta per le mie preghiere e, caro Benito, gireremo tutto il mondo. Lourdes, Medjugorje, Fatima, Pietralcina. E andarono non gimmo che c'è San Galò. Ma vedi quando posto belle te vuole fare ferrare? Ma che te lo desse tua madre nello sonno di fare tutte queste cose? Veramente, è da anni che non sogno mia madre. Vorrei sognarla, ma il mio angelo custode non me lo permette. L'angelo custode di tuo cognato Peppe invece è più spirito. Ce le fa sonnare al momento giusto. È vero. Sì. Peppe, 8° comandamento, non dire falsa testimonianza, è vero. Oh, te lo giuro, Ma quindi la sogni spesso? E come sta mia madre? Magnifica, meravigliosa, però ora che te marito come pa starà ancora meglio. Per mia, a morire per la seconda volta per le dispiacere che stava a pigliare. Ma la morte è gioia, perché finalmente vedi la luce del paradiso. Sì, ma tua madre del paradiso passerà all'inverno per tutte le bestemmie che va a beare se il suo matrimonio si fa. Questo mai, Signore, perdona mia madre se dovesse bestemmiare e tienila vicino a te e non farla morire per una seconda volta. E perché sta seconda gioia ci vuole levare? Cara cognata, non ti preoccupare, questo matrimonio sarà una grazia di Dio. Sarà la croce che dovrò portare. Minchia! Tutto sto fastidio c'è d'ogno. Padre, perdona costui perché non sa quello che dice. Hai bestemmiato! Adesso dovrai fare la penitenza con me che ho sentito. A te dici. Inginocchiati! Inginocchiati! Subito! E chiedi perdono per la parolaccia che hai detto. Beh, e tu vuoi dare una firma così al nostro padre? Precisa, lo vedi come lo tiene Carmen tranquillo, finalmente. Ma che tranquillo lo sta ringhitenendo e poi come la va a sopportare a tua cognata se fa sempre così? Ma che dici? Lo vedi che ci piace vedere io? Lo vedi come pregano tutti due tranquilli? Perfetto, sì. Ah, scusate, ma cosa cercate? La fede. Ah, quella sua? Sì, l'ho persa entrando in questa casa. Ma lei è sicura che prima ce l'aveva? La Madre Superiora
né testimone. Ma come ha potuto perderla? Sono stata trascinata. Ah, e quindi lei si è sfilata. Certo, ho cercato di riprendermi, ma non ci sono riuscita. Certo, in questo modo è più facile perdere la fede. Infatti spero di recuperarla subito. Se la trova. Se il Signore mi aiuta, sicuramente sì. Scusi, quale signore? Il figlio del padre. Beh, a Dio dici, aiutaci a cercare questa fede. Ma scusate, come può fare a trovarla se sta sempre ferma a cercarla nello stesso punto? Basta un po' di concentrazione. E trova la fede. Certo, questo succede quando lo dico io. Oh padre, guardami, guardami. Mi pare tutta giù questa casella. Mi scusi signora, ma lei la fede la cerca in cielo? Perché? Lei dove vorrebbe cercarla? Ah, io solitamente la cerco per terra. Ma allora lei è una donna senza fede! Certo, non mi sono mai sposata io. Ma anch'io non sono sposata, eppure ho la mia fede. Ma io preferisco la luce del mio brillante. Io, la luce dello spirito. E allora stiamo attento che sbambammo. Permesso? Oh, caro Benito, ma che fai in ginocchio? Cerca la fede della signorina. Pure la sua. Vi aiuto anch'io a cercarla. Cerchiamo insieme questa fede. Ah no, ferma, ferma, non ti muovere e guarda in cielo. Ma questa chi è? La sorella Serena. Oh, collega, Suor Serena, che piacere! Io sono Suor Placida, ma a quale ordine appartieni? All'ordine delle scortine. Non lo vedi com'è vestita, Si cara vesta cognata? così perché va in missione. Vai pure in missione! Sì, fa la carità con non avete bisogno. Che meraviglia! Che il Signore ti benedica sempre! Ma quale Suor Serena è la sorella della signorina Stefania? Scusi, e lei chi è? Placide, la futura sposa di mio padre. Peppe, non dire bugie, potresti essere castigato. Ancora, non ho avuto il permesso dal padre mio per essere la fidanzata del signor Benito. Ah, allora lo padre ce l'ave. Certo, lui mi guida dall'alto dei cieli. E a così lunga è sta macchina. E quando avesse arrivare sta risposta. E che c'è bisogno che aspettiamo? C'era ognuno consenso, che sognolo cognato. Placida, ti dichiaro zita di mio padre. Non può essere. Dio mio, perdonami se ti lascio per sposarmi col signor Benito. E perché la sallo giusto giusto ora? Nolo comandamento, non desiderare l'uomo degli altri. Ma io sono stata sposata con il Signore. Con suo cognato? Ma che sta dicendo, signorina? Lei deve essere spostata. Pure lei si ci mette però. Lei offende la mia fede. Per me la castità è stato il mio ideale di vita. E quando in qualche momento ho ceduto alla tentazione per la carne, per penitenza, ho digiurato. E ora trova oltre la carne lo companaggia, se vuole saziare. Papà, la carne è debole, e chi prima e chi dopo cade nel peccato. Ma cara cognata, ma guarda che adesso potrà essere felice e amare come non mai. Ma io ho sempre amato e amerò il prossimo. Ah, allora non tocca a mia, lo prossimo tocca. Beh, vedi che oggi era tende l'uomo sbagliato. Papà, chi si sono parole lo Vangelo, ama il prossimo tuo come te stesso. E qua prima che diciamo una parola, ma conoscere a memoria lo Vangelo. Ma conoscerlo non è un peccato, anzi ti aiuta nella preghiera e una preghiera al giorno toglie il diavolo di torno. Ma scusa, te la posso fare una domanda? Prego. Se a mia un certo momento mi avesse a bene una particolare voglia, tu che fa prima a fare una preghiera? Quale voglia? Che voglia? Ma se parlo chiaro, chi sta m'ammazza? Questo mai, quinto comandamento, non uccidere. Papà, a capire che ancora le malizie della vita non le conosce. Ma tu a capire a mia che mi va a succedere? Io ho l'impressione che ogni volta che volere fare qualche cosa va a chiedere permesso allo parreno. No, che dici papà? Avanti che trasi nella routine. E chi è qualche buco nuovo? Papà, non ti preoccupare tu, che a fare che poi te verrà presto, stai tranquillo.
Beh, scusate signorine, ci potete dire un attimo dentro che devo parlare solo con i miei figli? Certo. Prego, prego. Sia fatta la tua volontà. E con il tuo spirito. Ma tu lo capisci? Come vuoi fare maritare? Ma chi c'è di strano? È una femmina casa e chiesa. No, veramente mi pare tutta chiesa. Hai l'impressione che ogni volta che vuole fare qualche cosa chi sta ma va a rispondere sempre con le parabole. Papà, Un va a fare vedere manco la televisione che se vede una vasata ma la va a gestutare subito. Ida se ne esce del commento e ora ci vuole fare la sera mia. papà ti chiede sacrifici a fare. Poi da trasferire nella nuova vita, si adegua a tia, e poi ci sono più problemi, stai tranquillo. Secondo me lo papà aveva ragione, chissà non è film adatta a idro. Giusto, invece è adatta solo a badante. Ah, vede che la signorina Serena è una brava carusa. E tu che ne sa? Ma poi lo vedi come si va stuccando tutta. Ma miglio stuccata cambalata come una pala di ficudini. Beh, lì dentro sta succedendo l'inferno. E perché? Le donne parlano di cose sporche. Beh, chi sta para mia che vede tutte cose sporche, manco se c'è accanto una lavatrice speciale se c'è pulizia allo cervello. E ora qui, papà parape. E gli marrapere. Trase. Affare fatto! Tra 15 anni lo matrimonio si può fare. Tu, che ti lo parreno trovare un poco? Beato Edge, a mia mi dittero la routine. E chi è sta cosa? Una cosa che sicuramente tu non hai. Niente, poi me la catti, dimmi una cosa, bene. Lo matrimonio lo vuoi fare di mattina o di pomeriggio? Per me non ci sono problemi. Per grazia di Dio sarò pronta in qualsiasi momento. E tu, per grazia di Benito, non sei manco a metà. Ida è Placida, la futura zita di mia padre. Nada! A invece di fare la lista delle nozze, stiamo facendo la lista delle zete. Rassegnatevi perché io sola sogno la zita di vostro padre. No, zia, tu con lo papà non puoi stare, perché conoscendo a te a Id, non siete cosa di stare assieme. Avessi fatto apparire Dugadda in un pollaio. E non ti preoccupare, che io a tuo papà lo declassa a pollo. Veramente pollo già c'è poi quando mi maritai con tutto suo. E niente, ti faccio parte del podriceno. Grazie, te prego, lasciami scegliere a cui voglio io, No, io non può essere, io non voglio disonorare la memoria di Masuro. Vedi che Tosuro non fece il nome, disse solo che hai bisogno, una femmina vicino. Benito, tu non hai capito niente. Io i sacrifici di Masuro non li faccio mangiare all'altro. E io ti ripeto che le sacrifici hanno stato mia, Tosuro sarbava solo. Se può arrivare a questo punto di 700.000 euro, te ne do 50 e te ne vedo mia. No. I patti si rispettano. I soldi andranno tutti a me, che sarò la tua futura sposa. E a questo punto, caro Benito, sì, facciamo un brindisi al nostro matrimonio. Miracolo, la pala di ficudini si stoccata. Te lo diceva casa di Guavalesso. Ma cos'è l'esto però non ci credeva. Man qui. Che fava fare un brindisi pure tu? No, tu lo brindisi la fa solo con me. Già lo faceste e posso pirci. La signorina aveva ragione. Le sorti non si spartono perché vanno tutti alla sposa, che sono io. No, io. No, io. E siamo punta da capo. Ma che È un succede? trittico e completo. A me scatecce pure tu che si stanno sciarreando con le sorti. Ma che sta succedendo? Serena, fermati! Placida, gna calmati. Grazie, basta però. Questo è il nome che avete, Serena, grazie a Placida, mi avessi a sentire in paradiso, invece mi portaste all'inverno. E tu pigliata, ma cognata ti ci porta Ida in paradiso. Prima però lo faccio passare dal purgatorio per purificarlo di tutti i suoi peccati. A cammina in avanti tu e mio figlio Peppe che non mai in nessuna parte. Ascolta, Benito, non è il caso di rivedere la tua situazione e magari rimani vedovo così per come sei. Lascia perdere tutte cose, papà, e pensa solo alla mamma. È proprio per questo che mi voglio sbaneare lo sensi. Quarto comandamento, onore il padre e la madre e lasciate intercedere a mia.
Giusto, lui si deve sposare, ma per regola deve sposarsi con la prima donna. Adamo chi glielo dice? La prima donna che ha accettato la sua offerta, mia sorella Serena. Giusto, d'altronde per essere qui puntuale ho persino dovuto annullare l'appuntamento dal mio parrucchiere. E io ho dovuto dire una preghierina veloce al posto del Santo Rosario per venire a conoscere subito il mio nuovo buon pastore. Grazie, a mezzo tutte stanno male, t'avevi tu scordato le pecore. E ora ci sono te. Sì, e che avesse a dire, ho dovuto interrompere l'olotto di Masuro per venire qua ad aiutare a mio cognato. Veramente mi veniste a sderrupare, altro che aiutare. Ascolta mia papà, lascia perdere tutte cose. E sparte le sordi a nuotri figli. E a mia che sono la sorella di tua moglie. E a me, che sono la sorella di Stefania. Scusi, questo veramente non è proprio importante. Ma certo che è importante, amore, è la sorella della sua badante. No, i soldi li dividerà con me, che sono la sorella placida e basta. Beh, sapete che vedevo, se fece l'una andiamo tutti a mangiare, ne vediamo tanto che vedevo che ha deciso, va bene? Va bene. Ve ne potete ieri. E allora mangia assai, perché poi ci sogno io che ti faccia decidere. Mangia poco, tanto lo so che deciderai per me e poi ti porterò a ballare. Se decidi per me, non mangiare proprio nulla, come segno di riconoscimento al Signore. Vabbè, farò tutte le cose come dice sto uomo, ora ve ne potete ieri, ne vediamo tardo. Se vuoi voi non menete, e meglio, a così vi scansate sta mala figura. Zia, però per rispetto di tua sorella devi avere anche rispetto della volontà di Benito. Sia, io rispetterò la sua decisione, ma se qua non si fa che giocare con ie, a fare un altro patto. E poi si vede, un accordo lo troviamo. Va bene, e allora me ne vaio. Buon pranzo e mala digestione a tutti. Allora, sorellina, andiamo anche noi? Andiamo. Mi raccomando, Benito, ricordati di mia sorella e soprattutto di tuo figlio Marco. Perché di Marco? E per l'accordo che dovevamo sottoscrivere. Esatto. Andiamo, Serena? Andiamo. Ciao, amicino mio, ci vediamo dopo. Ciao. Papà, me ne vai a vedere lei. Ma raccomando, non fare fesserie, eh? Vedi che è placida la donna tutta tia. Buon pranzo, caro Benito, e ringraziamo il Signore per il cibo che ci darà. Arrivederci. Amen. Papà, e ora che fare? Me ne vai a mangiare. Ma vuoi rimanere con noi? Così ne parliamo con più tranquillità. No, grazie, ma è sbrigare prima una cosa, ne vedi molto tardi. Ricordati le parole della signorina Stefania, eh? Però anche la situazione di tuo fratello Peppe è molto delicata. Sì, non mi preoccupate che me la vedo io, ne vediamo poi tardi. Arrivederci. Ciao. Caro, andiamo di là, ti preparo qualcosa di veloce. Spaghetti come piacciono a te e fettine di pollo arrosto. Veloce e leggero. Pranzetto veloce ma squisito. E speriamo che tuo papà almeno ci faccia fare una buona digestione. Se mio padre non avesse preso questa assurda decisione, a quest'ora saremmo qui rilassati sul nostro divano a prendere il caffè e il digestivo. E nell'attesa prendiamo un po' di spumante, visto che c'è. Mancava solo tu a sto brindisi. Ma dimmi un po', chi l'ha portata questa bottiglia di spumante? Chi? Mio padre, per festeggiare il suo fidanzamento. E senza sapere con chi? Già, voleva festeggiare l'augurio di una buona riuscita del fidanzamento, ma come vedi non gli ha portato fortuna, quindi meglio se la togliamo. Dopo aver brindato a noi, però. Certo, amore. Alla nostra felicità.
Alle nostre emozioni, al nostro futuro. a noi due, amore. Ricordo quando quel giorno sono entrata per la prima volta nel tuo ufficio per reclamare. Dopo quasi 2 ore sono uscita, soddisfatta e rimborsata. Già, il tempo a disposizione era per tutti uguale. E che vuol dire? Che fai con tutte così? Ma che c'entra, amore? Voglio dire che il tempo, i minuti a disposizione per gli utenti erano uguali per tutti, ma tu l'hai utilizzato meglio di tutte. Mi hai subito sedotto. In quell'ufficio è stato amore a prima vista. Poi mi hai invitato qui a casa tua. Sei entrata e non sei più uscita. E vuol dire che sono arrivata al momento giusto. Non come mio padre, di certo. In che senso? In che senso? Che la sua venuta mi ha tolto serenità, Capisco le tue preoccupazioni di figlio, dai. ma anche di marito. Che significa? Significa che per colpa sua ti ho trascinato in questa assurda vicenda. Non ti preoccupare, amore, che risolveremo tutto, dai. Ma secondo te, papà, chi sceglierà? Allora, per come ho visto oggi Benito, secondo me sceglierà Serena, perché le offre tutto quello che non ha vissuto con tua mamma. Effettivamente papà oggi era diverso rispetto al solito. Però per il Benito che conoscevo fino a ieri avrei detto tua zia Grazia, perché le ricorda troppo tua mamma. Effettivamente anche la zia oggi era diversa. Però per un futuro tranquillo e sereno lo vedo complacido. Praticamente ce n'è per tutti i gusti, ieri, oggi e domani. Ma amore, una su tutte. Secondo me sceglierà Serena. Anche secondo me sceglierà Serena. Vado io. Vai, vai. Arrivo. Oh, prego, accomodatevi. Ciao caro. Ciao Marco. Sono di nuovo la prima, è segno del destino. Aspetto con ansia la risposta del mio Benito per poter festeggiare. E perché non anticipiamo i festeggiamenti con un bel brindisi? Marco, ma dov'è la bottiglia di spumante che avevi portato? Veramente la bottiglia l'ha portata a Benito. Ah, giusto, già. E abbiamo fatto il brindisi io e mio marito. Poi abbiamo tolto la bottiglia perché a Benito non ha portato fortuna. Veramente neanche a noi. E noi chi? E a me e a Marco. In che senso? In che senso, amore, che non abbiamo potuto brindare per festeggiare a quell'accordo? E se Benito non sceglie mia sorella, saranno problemi per tutti. Ma perché così drastica? Effettivamente ha ragione Stefania, perché la sorella è stata la prima ad accettare la proposta di fidanzamento di papà. Ma che ci possiamo fare noi se tuo papà si sta facendo condizionare da tuo fratello e da tua zia Grazia? Marco, tu metticela tutta a convincere tuo padre. Anche perché io lo amo veramente. Farò l'impossibile. Me lo auguro. Vado. Vai, vai. Ah, tu sì, zia, tasi. Sogno la prima. No, veramente sì la seconda. No, ti dissi che sogno la prima. E io ti dissi che sì la seconda. Se prima di te vinne la signorina Serena, chi fa la faccio scomparire così tu hai vinto la prima? O c'è o non c'è. Tuo papà sceglierà me perché io sogno la prima della lista. Questo è tutto da vedere. Ma che dici? Ma come Benito sappi che suo suoro non sape fare manco un piatto di pasta, neanche la prenderà in considerazione. E noi andremo a mangiare al ristorante. E le pulizie di casa li sa fa? Prenderemo una domestica. E le robe li sa lavare? Le porteremo in lavanderia e là ce le stireranno pure. Ma tu che femmina sei? Ah, zia, però ti prego non offendere la signorina Serena, anche perché ognuno di voi si fa valere e si fa volere bene per chi gioca sape fare, e per chi gioca vale, e poi sarà solo papà a decidere, e Ma basta. tu lo capisci? Se tuo padre si può pigliare una femmina moderna come a chissà, la nonna nelle pulizie, il ristorante, la lavanderia. E io già che va a fare? Stava a grattare la panza tutto il giorno? Zia, queste cose le deve decidere Benito. Ma che te? Ma tu lo sai quanto ci va a costare la vita a Benito con una di chissà? E lei lo sa quanto gli è costata finora la vita con sua sorella? Niente di tonno. E infatti gli ha fatto fare la vita da eremita. Ah, ti prego Stefania non nominare quella parola eremita, perché se lo sente placida ne fa chiudere a tutto il documento. Arrivo. Ah, prego, accomodatevi. Arrivato papà. No, ancora non è avvenuto. Probabilmente è sulla via di Damasco. Sì, allo corso Umberto. Ma conosco tutte le vie del paese, ma questa via di Damasco mi sfugge. Non è facile trovarla. Sì, è ammucciata. Sì,
è nascosta per i cuori malvagi che si rifiutano di percorrerla. E Benito invece ha lo cuore buono e gli ci passa. E speriamo che il Signore lo illumini. Ma perché che all'oscuro me deve essere stata? Che insomma pava essere. Ah, caia, meno male, non si pensi. Meno male, casi papatase. Tutte casette. Mancava tu solo tu. A quando io ho visto tutte presce a bene. Ah, io manco posso mangiare per la fornucia. Oh, non ci credo. No, veramente una brioche alla dritta me la mangiai, però mi sa tuppa fino la bucca dell'arma. Peccato che sto mangiare te scendessi in allarme, se ti attoppava solo la bucca era meglio. Io e mia sorella invece abbiamo mangiato al ristorantino qui di fronte e ci siamo sbrigate subito. Io invece sto digiunando per le anime del purgatorio. Allora che sei in sciopero? No, il digiuno è un mezzo di preghiera. E appunto perché con tutte le preghiere che mi fece fare mia moglie sono assolto dai miei peccati. Che santo uomo! Il digiuno è anche un buon mezzo per sparagnare. E infatti accocciamo tutte queste grane. Oh, accorciamo le chiacchiere. Noi vogliamo sapere che cosa hai deciso. Il momento è delicato e per pigliare la decisione giusta hai bisogno di fare qualche domanda. Ah, basta che non so di matematica, perché io con i numeri sono sciarriata. Vede qua che non ti sciarrei. Le domande sono il sale della sapienza e ti fanno gustare le gioie del paradiso. Tranquillo, siamo a tua disposizione. Papà, però non la fare difficile, non lo vedo qui davanti. Grazie. Più che altro su condizione che mi avessero a garantire una certa tranquillità e serenità. E allora, Inizia. cominciamo. Primo, io sarò vostro marito e non dovete avere un altro uomo all'infuori di me. Qua ci sta. Secondo, non nominate mai il nome di mia moglie in vano. Qua ci sta. Terzo, voglio ieri almeno 2 volte al mese a vedere al cinema, a vedere le ferme che te piacciono a mia. Qua ci viene. Quarto, quando sanno spendere grana, c'è essere chi. Qua ci sta. Papà, però ora non è che ti vuoi vendicare qui. Se tu hai una femmina ce l'ha solo portafogli a portata di mano, vedi che chi si inchiania tutte cose. Se 300.000 euro mi hanno adorato tutta un'altra vita. Come tutta l'altra vita? Perché quando è capo muore? Che faccio prima? Se volete prego io. Non c'è bisogno. Benito, hai altre condizioni da fare? Veramente ne avesse una tremelle, però con tutte steso sotto di mano capivo che può essere la mia futura sposa. Ah, allora sono io. Sono io? No, sono io. Secondo me posso scegliere. E ora poi è. Oh, varappi, non si sa, varappi. Prego, desidera, si accomodi. Cerco il signor Benito. Sono io. Mi manda la zacettina. Perché ancora non la conosce la zacettina, è la mia vicina di casa. Mi ha detto che stamattina il postino ha lasciato questa lettera per lei. Ah, grazie. Ora dice alla zacettina che si fa l'affari sua e che si scorda sta casa, che qua non ci sogna ciò. Va bene? E ha detto anche che è tutta la mattina che sente la sua mancanza. Allora adesso sono 4 le donne. Sappi, vedemmo dalla sorte la zacettina. Quanto su esattamente non lo sa, ma la seconda penso che sarà atterato giusto. Va bene ragazzina, ora puoi andare. Salutami la zacettina, non ti scordate di dirci che a mia ca non mi trova più. Va bene? Va bene. Ciao. Arrivederci. Tutta la mannassa lì. Io è dalla banca. La banca. La banca. Chi c'è scritto? No! No! Ma chi c'è scritto, papà? Consumato sogno! Oh, ma fammi vedere chi c'è scritto. Gentile cliente, da controlli effettuati è stato riscontrato dal suo conto corrente uno sconfinamento del fido non autorizzato. Pertanto lo invitiamo a regolarizzare la sua posizione con estrema urgenza e a valutare il mantenimento del rapporto presso il nostro istituto. E anche 40.000 euro di debiti ci sono! Non devi a finire le magrana, una!
Maria, morto sogno, morto. L'eterno riposo. Ma finiscila di Dona a pregare. lui, o Signore. Lasciala pregare che stavolta ce n'è bisogno Esplende davvero. lui. Ma poi papà, che sono tutti questi prelevamenti? E che ne sa, c'è tutte cose tomate in gestivo, non mi faceva vedere mai una carta. A qua ci sono un sacco di bonifici fatti alla ditta Vita Lunga e Sana. Ah, sì, è quella ditta che vende prodotti in televisione, quelli per vivere più a lungo. Vuol dire che tua moglie ha investito tutto sui loro prodotti? E di investire a mia, ma ammazzaro. Ammazzerà la mamma con tutti questi prodotti che ci nero. E che ben gestia. E già voleva campare ciò sacchetta se la levare dall'umienzo. Dai, calma Benito, adesso vediamo come risolvere tutto, va bene? Quinta condizione. Io ho bisogno di 40.000 euro. Umiliduna. Stefania, avrei l'appuntamento dal mio parrucchiere, mi accompagni? Volentieri, sorellina, andiamo. Stefania, vai via. E certo, ormai il mio giorno da badante in questa casa è finito. Da domani, sai, io ho altri impegni. E io che faccio? Paga i debiti di tuo padre, no? Arrivederci. Addio. Scusate, vado via anch'io. È l'ora del Santo Rosario. Caro Benito, pregherò il Signore di darti grazia per riprenderti. Ah, tu prai a PT, a capi mia ci prego io. Placida, ma dopo il rosario torni ad ascoltare Benito? No, preferisco ascoltare le parole di nostro Signore. Torno in convento. Che il Signore vi benedica tutti. Peppe e Amonenne. Papà, me ne vai vedendo io. E te dire, se tu hai bisogno, caccia e Marco. Peppe, ti dessi Amonenne prima che incomincia a spelare la cruna. Cammina, Amonenne. Zia, visto che sei rimasta l'unica pretendente, adesso puoi stabilire la data di nozze con Benito. Sì, lo scecco lo volete caricare a mia. No, io avevo una vita che vai lindicchiano e io ora mi avessi a mettere a pagare le debite di tuo papà. No, cara Mary, no. Io ora sa che faccio. Me ne vai allo cimitero e ci vai a dire a Masuro che sta tranquilla. Tanto Benito può campare benissimo da solo, a parte che nave picca di campare. Benito, io me ne vai e se ha bisogno chiamati una badante con lo patrocinio gratuito. Arrivederci. E ora che fare? Me ne vigna stare qua con boate, che fare? No, chi sono? Non può essere. Una che ti pensa c'è. La saggettina, che come Mangelinda ti va cercando. Almeno stai con lei e vi facete compagnia. Vabbè, può darsi che faccio come dicete voi, però prima mi avesse a fare un favore. Anche 100. Ma avesse a accattare una bella valigia ranna che ci ha messo tutte le robe che mi ha portato di gettina, va bene? Va bene papà, consideralo fatto. Amore, andiamo a comprare la valigia a Papino. Pronto, gettina? Oh, mi scusi, signor direttore, mi componneio. Complimenti, signor direttore, complimenti, ottimo lavoro. Ora se 50.000 euro me la va a spartere in questo modo. 10 si li piglia lei per il lavoro che ha fatto. Se le merita. L'altri 40 che arrestarono ne sparte 20 l'uno alle mafeglie. Se sono delle mafeglie, no? Quindi ci toccano. Poi gli altri 300.000 euro me le manda in quella banca alle Maldive, come abbiamo arrestato, va bene? Va bene, grazie ancora, signor direttore. Arrivederci, arrivederci. Vedeste voi quanta amore avevano le 3 signorine per mia? Senza sordi, non se ne canta missa. Manco la stessa monaca la posa cantare. Meno male che l'ho posto di rimanere a mangiare alla banca del direttore e mi mise d'accordo con Edgio. Perché lo sapeva che con le debite se ne avessero scappato tutte. Se le grana fanno miracoli, anche le debite fanno prodigi. Ma le debite però, che di più finta. Povera moglie mia, aveva ragione quando diceva che aveva trovato un'altra femmina allo posto suo per vedere la differenza. Con cangia la vecchia per la nuova, sape so che l'assa, ma non sape so che
Ciova. Dimenticavo, un momento, dimenticavo. Visto che le grane di spardare sono assai, per caso qualcuno di voi vuole venire con mia? Però l'invito è rivolto ai soli uomini. Sì, perché le femmine le troviamo già. Mare, donne e sole, alla faccia di chi non vuole. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Amigos, qué calor, esta máquina bailando. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Amigos, qué calor, esta máquina bailando. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right. Feeling is right. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la... Grazie ancora. Questo è il gruppo Teatrando Insieme. Speriamo che la commedia sia stata di vostro gradimento e vediamo l'appuntamento all'anno prossimo con la nuova commedia. Grazie e buona serata a tutti. Grazie.